Allora Andrea, siamo arrivati adesso a trovare Christian. Che cosa E gli avevo portato un vino, gli ho portato il Carmenere, che è il nostro cavallo di battaglia dei vini rossi, e è scappato subito e mi ha detto che andava a preparare un piatto. Ma Carmenere che vino sarebbe? È un vino che deriva dalla Francia, dall'Ottocento, è stato portato qui in Italia e qua è stato valorizzato, anche se confuso come Cabernet Franc, e da noi un po' rivalorizzato. E c'è un piatto tipico per il Carmenere, non so se mi porterà quello, sono curioso di vedere cosa porta. Beh, vediamo cosa ha fatto, dai. Ben arrivati. Ciao Cristian, Come state? Bene. Grazie. hai già aperto il Carmenere? Io ho già aperto il Carmenere, però Che cosa ci dici di questo vino? questo è un ottimo vino fatto da un ottimo vitigno, una zona tra le più indicate anche per il Carmenere. E è un vino che comunque ricorda la convivialità, ricorda anche un concetto di ritrovo di famiglia. Proprio per questo ho preparato 4 calici. Perché più che Sì, perché dicevo adesso, ma perché ne mette 4 se siamo in 3? perché più che una sorpresa ho portato una soppressa. Addirittura, è il suo piatto tipico allora. È il suo piatto. Eccolo qua. Guarda, ciao Severino. Ciao. Buongiorno. Ciao. Allora Severino, Qua una ho sorpresa. portato una sorpresa nostrana con del pane scottato con un po' di olio d'oliva. Semplice, ma è il suo Semplice. piatto. Certo, Efficace. efficace. Assaggiamo. Assaggiamo prima il vino. Evviva. Ah, no, Evviva. Sì. Salute, evviva. Sì. Evviva. Buono. Questo è un vigneto che abbiamo a Cinto Maggiore, precisamente, è stato fatto su un blocco di 4 ettari e abbiamo scelto 3 cloni. Un clone è molto colorato, un clone è molto erbaceo e l'altro ha dei tannini veramente strutturati. Ecco, li vinifichiamo separatamente, dopo ogni anno stabiliamo quello che secondo noi è il blend migliore tra questi 3 cloni di Carmenere, e questo è un po' il risultato. E quest'anno Quindi non tutto. non tutto, no, questo è il risultato di un blend, esatto. E solitamente vince sempre quello molto profumato, no? Perché ha un giusto equilibrio. E quest'anno questo blend di Carmenere, che è una cosa appunto che ci deriva da quasi 10 anni di esperienza con questo vitigno, ha vinto il secondo posto alla Dama Castellana Conegliano, quindi ci ha dato anche una Bella buona soddisfazione. soddisfazione, sì, assolutamente. Tu sei d'accordo, Cristian? Perché dobbiamo chiedere anche a te su questo. Pienamente d'accordo, mi ritrovo anche sulla selezione del Carmenere, questo profumo, questa delicatezza, con questo anche bella struttura, ma molto bilanciata. E pensare che i francesi l'hanno scartato perché aveva questo filone erbaceo, invece da noi il filone erbaceo piace moltissimo nelle nostre... Assolutamente. Il Carmenere, come il Cabernet Franc, è anche quel tipico vino da una tipica ombra al bar. Sì, Tiene molto il semplice. Il Cabernet Franc. Semplice, immediato, profumato, Sì, piacevole. è piacevole. Beh, adesso assaggiamo.